Buon pomeriggio e bentornati sul nostro canale YouTube di Discover Messina Sicily. Rimanete sintonizzati con noi tutti i giorni perché abbiamo per voi tante sorprese. Oggi vi racconterò di una storia che ha per protagonista Ruggero II d'Altavilla, uno dei re più potenti d'Europa nel Medioevo, e del suo geografo Idrisi. Divenuto sovrano, Ruggero d'Altavilla conquistò l'intera isola, costruì roccaforti in posti strategici e riedificò castelli ormai ridotti in macerie. Amante dell'arte e del pensiero, si circondò di intellettuali e filosofi di qualsiasi fede e cultura. Sire, Idrisi il geografo vi attende nella sala del trono. Ruggero ascoltò, ma non rispose, intento com'era ad ammirare il lavoro dei bizantini che da mesi assemblavano minuscole tessere per creare dei mosaici di stupefacente bellezza. Migliaia di tasselli vitrei, smaltati con centinaia di sfumature o ricoperti da fogli d'oro zecchino. Il Cristo deve essere regale, vi raccomando. Lo sguardo. Tutto dipenderà dallo sguardo. Mentre parlava, la sua voce roca si infrangeva e riecheggiava nelle pareti della cappella. La testa leonina, rivolta all'insù, la bocca spalancata come un pozzo nel roveto della sua barba folta, tradiva la meraviglia di un sovrano che amava la bellezza perché sapeva riconoscerla. Affrettatevi, il giorno dell'inaugurazione si avvicina. Mancano oramai pochi mesi. Gli arabi stanno svolgendo il loro lavoro secondo i tempi previsti? Il soffitto è completo? Chiese poi all'architetto normanno, strizzando gli occhi e puntandoli sopra la sua testa. Sire, purtroppo le impalcature non rendono visibile il meraviglioso Muqarnas che hanno appena ultimato. Domani inizieremo a smantellare il ponteggio e la navata principale sarà completa. Per le laterali si è deciso di applicare delle pitture. Gli artigiani intendono riprodurre il cielo stellato e scene del paradiso. Cielo stellato e paradiso, ripeteva fra sé e sé il sovrano. Mi sta bene, buona idea. Sono passati 11 anni da quando abbiamo iniziato i lavori della Cappella Palatina, ma per il 29 giugno, il giorno di San Pietro e Paolo, deve essere finita. Ho già invitato Teofane Carameo, sarà lui il migliore oratore della cristianità a fare la prima omelia in questa chiesa. Il re si allontanò, seguito da 2 funzionari, e le maestranze bizantine, immobili e inchinate fino a quel momento, ripresero a lavorare. Ruggero percorse i corridoi che collegavano la cappella al resto del palazzo, interamente costruito su una vecchia fortificazione fenicia, che il normanno aveva ripreso trasformandolo in un sontuoso castello con tanto di torri, merli e imponenti mura. Intanto Idrisi aspettava, impaziente di incontrare il suo mecenate, l'uomo che fino a quel momento aveva sostenuto economicamente e moralmente le sue opere. Il re sapeva che quell'arabo aveva qualcosa in più e gli piaceva dissertare con lui sulle cose della vita. Il geografo ammirava quel re, dalla stazza forte e virile, ma dalla mente fine. Sapeva che in altri regni i re si circondavano di soldati, di cavalieri, strateghi. Ruggero II invece aveva scelto lui e altri luminari, studiosi bizantini ed ebrei, di cui sapeva ascoltare, scrivere e parlare le lingue. Era più forte nei ragionamenti che sui campi di battaglia. Quando l'attesa finì e il re entrò nella sala del trono, agli occhi di Idrisi lo splendore di quella stanza, impreziosita dai raffinati mosaici che raffiguravano tigri, pavoni, leoni e leopardi, palme e grifoni, era al culmine. Quei disegni erano magici, ma stare al cospetto di colui che li aveva voluti era per lui sempre un grande onore. Idrisi, dimmi, vedo nei tuoi occhi una strana luce. Su via, parla, non lasciarmi ancora all'oscuro. Maestà, ho in mente un progetto per voi, disse, svuotando finalmente il suo cuore dall'ansia. Un Atlante, ricco di dettagli. Perfetto, direi. Un'opera enorme che magnificherà il vostro operato rendendovi immortale agli occhi dei posteri. Un Atlante che nessun geografo ha mai saputo realizzare. E che tu saresti in grado di fare? Non è così semplice come sembra. Il mio regno è vastissimo, è diversissimo e dovresti viaggiare per anni, raccogliere migliaia di schizzi, visitare ogni luogo, montagne, grotte e vallate, fiumi, laghi, mari, porti, città e strade.
Saresti davvero in grado di fare tutto questo? Quanto speri di vivere? Mi auguro che tu possa assaporare la vecchiaia, ma per un'opera del genere non basterebbero 5 vite. Ed io che me ne farei di un Atlante a metà? Idrisi sapeva che la sua proposta era molto ambiziosa, ma aveva già pensato al modo per renderla praticabile e sfoderò tutta la sua abilità persuasiva. Non sarò io soltanto a viaggiare. Raccoglierò le testimonianze e i racconti di chi si muove lungo il regno, commercianti, marinai, ma anche altri geografi e messi reali appositamente inviati da me ad osservare ogni anfratto del suo regno. Ti racconterebbero fandonie, ti direbbero di essere stati in quei luoghi e invece avrebbero passato settimane intere a ubriacarsi in una locanda. Idrisi, non ti facevo così ingenuo. Non uno, ma 2, 3 viaggiatori per luogo, maestà. Ascolterò i loro racconti, li comparerò e riporterò sull'Atlante soltanto ciò che più di uno mi racconterà, scartando le incongruenze. Ruggero II sapeva che il geografo non era uno stupido e l'idea di avere in un libro l'immagine dettagliata dei suoi possedimenti gli avrebbe dato l'impressione di conoscerli meglio, di aver percorso tutte quelle strade, di aver sostato in tutti quei porti, di essere entrato in tutte quelle città. E poi conoscere meglio il territorio poteva tornargli utile. Ho capito, ho capito. Ci sono voluti 11 anni per finire la Cappella Palatina ed io finanzierò il tuo progetto per altrettanto tempo, non un mese in più. Adesso lasciami, ho altre faccende da sbrigare, meno fantasiose delle tue. Idrisi si congedò e non aspettò un attimo per mettere a frutto il suo lavoro. Per mesi e per anni ascoltò e trascrisse migliaia di descrizioni. La sua stanza era diventata la gabella di ogni viaggiatore, il confessionale di centinaia di esploratori, il porto di tutti i marinai del regno. Impiegò 15 anni a finire il libro di Ruggero. Nel frattempo il regno cambiava e per volere del re sorgevano chiese bellissime, chilometri di mosaici che raccontavano al popolo le storie della Bibbia e dei santi, opere che non finirono di abbellire l'isola, ma continuarono ad essere realizzate dal figlio Guglielmo II, con maggior magnificenza e poi dal nipote Federico II. Opere realizzate dalle mani di uomini diversi, per razza e cultura, per fede e colore, che competevano per bellezza con i tramonti di Marsala o con l'alba ai piedi del vulcano. Opere forti che nemmeno il tempo fino a oggi ha avuto il coraggio di sfiorare. Dunque, con questo racconto oggi siamo andati nella Cappella Palatina, all'interno del Palazzo dei Normanni e nella sala di Ruggero. Per le prossime puntate vi porteremo in altri luoghi della nostra bellissima Sicilia, quindi restate ancora con noi e vi do appuntamento a domani. Ciao!